Dal primo pomeriggio è scattata l'emergenza maltempo anche nel Friuli orientale, in particolare tra la periferia est di Udine e Gradisca di Sonzo, in provincia di Gorizia. Le squadre comunali di protezione civile stanno monitorando i livelli dei corsi d'acqua. Le immagini, da noi registrate alle ore 15:30, dimostrano l'eccezionale portata del torrente Torre nei pressi del ponte della strada regionale 56 tra Pradamano e Butrio. Situazione critica proprio a Pradamano, dove è operativo solo uno dei 3 sottopassi ferroviari che accedono alla cittadina da Udine e dalla 56. La polizia municipale ha chiuso alcune vie del paese rese impraticabili dall'acqua. Bollino rosso anche a Dolegna del Coglio per la piena del fiume Iudrio e per alcuni smottamenti registrati in aree comunali già colpite. Sotto osservazione il fiume Natisone nel tratto in cui si getta nel Torre tra i comuni di Manzano, San Giovanni, Chiopri Sbiscone e Trivignano Udinese e il torrente Corno già esondato tra Borgo di Sotto e la zona artigianale di Dolegnano. Tornando in provincia di Gorizia, monitorati il torrente Versa ma soprattutto l'Isonzo e il Vipaco. Per ora nulla da segnalare, ma dalle prossime ore sale l'allerta per la probabile ondata di piena in arrivo dalla Slovenia. In allarme l'area a cavallo dei comuni di Savogna, Farra, Gradisca e Sagrado, già alluvionati nel recente passato.